Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Giovedì 5 giugno e sono alla mia terza tappa del Basilicata Coast to Coast, Lauria Latronico. E sono partito stamane abbastanza presto da Lauria, ho risalito il paese e non ho seguito la traccia, sono salito direttamente così alla vecchia ferrovia a Calabro-Lucana e ho raggiunto la cappella la Pastorella e da lì sono risalito su Serra Pastorella, da dove si può avere uno straordinario panorama sulla Valle del Noce. Ho raggiunto il Lago della Rotonda e adesso così mi trovo a circa 950 metri sul livello del mare. Si cammina bene, si sta bene, ma deve essere una giornata veramente calda in pianura. La zona è verde, molto bella, molto ben tenuta, ci sono piccoli assembramenti di case, piccoli borghi, però non ho trovato fontane. Ho ancora diversa strada per arrivare a Latronico, comunque continuate a seguirmi, vi documenterò tutta la bellezza di questa terza tappa del Basilicata Coast to Coast. Eccomi cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, qualche aggiornamento. Ho raggiunto il punto più alto del cammino Basilicata Coast to Coast, siamo circa a 1060 metri sul livello del mare. Qui scollino, stamane ho già macinato quasi 800 metri di dislivello. Da qui adesso scendo verso la valle del fiume Sinni, vedete sotto di me l'invaso del Cogliardino. E più in là si intravede Latronico, la mia meta odierna.
Eccomi cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Giovedì 5 giugno sono al termine della mia terza tappa che da Lauria mi ha portato a Latronico e mi trovo nel paese, nel borgo di Latronico, 1600 abitanti. Alle mie spalle vedete, quello è già Pollino e qui sotto c'è il fiume Sinni. Diciamo che è stata una tappa piuttosto impegnativa, anche perché inizia a far caldo. È vero, qui a Latronico siamo sui 600-700 metri di altitudine, oggi ho toccato anche i 1060 metri di quota, però fa caldo lo stesso. Mi dicono che comunque qui d'inverno fa molto freddo. Ecco, Latronico è un paese che ha un borgo antico, un borgo vecchio e una parte nuova comunque con due grandi importanti chiese, la chiesa di San Nicola e la chiesa di Sant'Egidio. E niente, che dire, la prima parte della tappa odierna, i primi 10 chilometri circa, sono stati tutti immersi nel verde, in strade di montagna, poi tanto asfalto, sono sceso in direzione del fiume Sinni e da Calda, che è una frazione di Latronico dove ci sono delle terme, da lì sono salito a Latronico così nelle prime ore del pomeriggio sotto un sole terribile. Comunque tappa di grande soddisfazione, circa 26 km per un totale di 1000-1100 metri di dislivello. Ecco, continuate a seguirmi, il cammino continua, domani avremo un'altra bella tappa che si inoltrerà nel Pollino, ve la documenterò. Alla prossima, cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, e buon cammino di vita a tutti. Ciao!